Ciao! Ciao! Nome, Vittoria Maria Gallina, ma preferisco essere chiamata solo Vittoria. età, 16 anni. descriviti in poche parole. Allora, sono una persona abbastanza estroversa, un po' eccentrica. Alcune persone potrebbero dire che sono un po' stramba, un po' fuori di testa, ma diciamo che io non do una connotazione negativa a questo termine. Mi piace molto parlare con le persone, aiutare le persone, mi piace stare con la gente in pratica. Genere musicale, Allora, mi sto ancora guardando molto intorno per capire un attimo il mio genere musicale, ma per il momento diciamo che faccio principalmente pop e musical. suoni, Sì, all'Art Voice sto imparando a suonare il pianoforte, però nel frattempo, un po' da autodidatta, ho provato a imparare a suonare l'ukulele. che cosa ti spinge a studiare canto? Canto mi è sempre piaciuto, lo faccio da quando avevo circa 7 anni e diciamo che il fatto di studiarlo, di impararlo, di conoscere le tecniche, ma anche comunque di esibirmi, mi diverte moltissimo e dà molto spesso sfogo a delle emozioni che non riesco ad esprimere senza il canto. Da quanto studi qui? Studio qui da circa 6-7 anni. Descrivici in poche parole Art Voice Academy. Art Voice Academy per me non è solo un'accademia che dà grandi possibilità, come il fatto di andare su palcoscenici importanti o esibirsi con personaggi importanti della musica italiana, ma è anche un luogo dove si possono conoscere persone che, per quanto siano diverse da te, condividono con te questa grande passione per la musica e per lo spettacolo, e appunto attraverso questa passione in comune si possono stringere delle amicizie molto importanti. Quali opportunità ti dà Art Voice Academy? Come ho detto prima, Art Voice Academy ti dà la possibilità non solo di studiare canto, di esplorarti, di capire un po' il tuo range vocale con le varie tecniche ideali, ma ti dà anche la possibilità di comunque stare su palcoscenici molto importanti con personaggi molto importanti della musica insieme ad un gruppo di persone con cui si va d'accordo. Il tuo palcoscenico preferito? Il mio palcoscenico preferito è il primo palcoscenico importante che ho fatto, ovvero l'Arena di Verona, perché mi ricordo quando sono entrata era molto grande, era pazzesco, perché ero stata all'Arena di Verona prima a vedere uno spettacolo, ma vedere diciamo l'arena dal punto di vista del palcoscenico è stato emozionante. Ho proprio questa immagine impressa nella mia testa, è molto bello. Ci fai ascoltare qualcosa? Sì, vi faccio ascoltare The Fool's Who Dream dal musical La La Land. Perché hai scelto questo brano? Ho scelto questo brano perché la prima volta che l'ho sentito mi sono emozionata tantissimo, e perché è un brano che un po' mi rappresenta, mi sento molto legata ad esso per il testo che ha e mi fa sempre pensare a cose belle quando lo canto. Saluta! Ciao! Leapt without looking and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent the month sneezing, but said that she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She captured the feeling, sky with no ceiling, the sunset inside the frame. She lived in her liquor and died with the flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache.
Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the peoples from pebbles, the painters, the poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that breaks. Here's to the mess we make. I trace it all back to then. Her and the snow and the sun, smiling through it. She said she'd do it again.